Siamo col sindaco di Bivona, Mirko Cinà, per la 38esima sagra della pesca di Bivona, un appuntamento che quest'anno si rinnova nei suoi contenuti della festa che dura 2 giorni. Sì, è un appuntamento che i bivonesi, ma tutto il territorio aspetta ogni anno con grande apprensione. Quest'anno abbiamo portato anche delle novità, dove ci sono dei cooking show importanti con degli chef di caratura nazionale. Quindi faremo degustare la nostra eccellenza, la nostra pesca IGP di Bivona in modi molto anche particolari e gourmet. Ad esempio Natale Giunta, lo chef Natale Giunta farà un risotto con la pesca e il gambero rosso di Mazzara. Poi ci sarà Giusina in cucina, tanti sono gli eventi, gruppi folcloristici, gruppi internazionali, ci saranno le bande musicali, artisti di strada, e poi il sabato oggi ci sarà uno spettacolo di cabaret e poi ci sarà un DJ set, mentre domani sera chiuderemo con Fred De Palma. È un appuntamento importante dove ci saranno anche dei talk dove si parlerà di agricoltura con docenti universitari e dove ci sarà anche la possibilità di parlare di sviluppo territoriale con il presidente della provincia Giuseppe Pendolino, con l'assessore al territorio ambiente Giuseppe Savarino. Quindi tanti momenti sia dal punto di vista, diciamo, del confronto, ma anche dell'enogastronomia, mettendo al centro quella che è la regina dei sicani, che è la pesca di Bivona. Ecco, una pesca che ha ormai da tempo con il riconoscimento IGP, quanto è importante per lo sviluppo del comparto agricolo bivonese? Sicuramente il marchio IGP è stata la svolta. Grazie al marchio IGP siamo entrati nella grande distribuzione, che ha consentito di aumentare i prezzi delle pesche e quindi dare possibilità di reddito maggiore agli agricoltori che tanti sacrifici fanno per produrre queste eccellenze. Senti, aumentano le coltivazioni di pesca? Sì, aumentano, anche se viviamo una crisi idrica ormai diciamo consolidata ormai da 2 anni, con grandi difficoltà, però ci stiamo riuscendo a portare a bordo, diciamo, tutta la produzione. Allora, il tema fondamentale quando mi sono insediato, a cui ho prestato più attenzione, è stata la viabilità, perché noi viviamo in un territorio che è ai margini della provincia, noi siamo la seconda Lampedusa, e quindi mi sono dedicato su questo. E abbiamo avuto il finanziamento per il completamento della Bivona Palazzariano, che è diventata realtà. Stanno facendo le gare d'appalto per 20 milioni di euro sulla Bivona Borgo Bonsignore, e altri interventi ci saranno sulla Bivona Lucca. Quindi saranno degli interventi che consentiranno ai cittadini di questo territorio da uscire dalla marginalità territoriale. Ecco, programmi a breve dell'amministrazione comunale? I programmi saranno quelli di andare a programmare i nuovi fondi delle aree interne. Abbiamo 33 milioni di euro a disposizione, e poi ci sono tanti finanziamenti che sono stati messi a disposizione dai bandi della regione, a cui abbiamo partecipato e li stiamo portando avanti. Sono molto, anzi profondamente onorata di dare ufficialmente il via alla Sagra della Pesca. Siamo alla 38esima edizione di questa grandissima festa, un momento molto importante per la nostra comunità, perché in questa occasione celebriamo la pesca IGP di Bivona, il simbolo della nostra eccellenza, frutto dei sacrifici dei tanti produttori. Noi siamo molto contenti. Quest'anno abbiamo voluto unire sia la cultura, il gusto. Infatti abbiamo invitato degli ospiti molto importanti. Aspettiamo lo chef stellato Natale Giunta, che lui porta nelle sue ricette il gusto della nostra Sicilia. Finiremo la nostra saga con la musica, ci sarà la voce di Freddy De Palma, perché la sagra è anche questo, la sagra è emozione, incontro e bellezza. Anche il sindaco di Alessandria della Rocca qui alla Sagra della Pesca di Bivona. Anche in prospettiva si terrà giorno 22 ad Alessandria la Sagra della Mennola. Sì. Allora, io penso che la presenza dei sindaci, in particolare dei 5 comuni che fanno parte dell'Unione Comune,
deve essere una presenza istituzionale molto incisiva, perché bisogna lavorare in sinergia proprio per dare un sviluppo al territorio. Io ritengo che l'isolamento che noi abbiamo rispetto alla città è un isolamento relativo, perché se noi moltiplichiamo gli abitanti per i 5 comuni del distretto sanitario rappresentiamo un'entità molto importante. Ritengo che la presenza dei sindaci oggi qui a Bivona è una presenza istituzionale, doverosa, e penso che bisogna assolutamente, ogni qualvolta ci sia la necessità di promuovere qualsiasi attività, dobbiamo accantonare i campanellismi, perché i campanellismi nel passato hanno portato solo divisione e con la divisione non si arriva a nessuna parte. Sindaco di San Biagio Platani qui alla Sagra di Bivona per testimoniare la sua vicinanza, anche perché San Biagio sta organizzando gli archi d'estate che sono una grande attrattiva per tutta la provincia. Sì, infatti come potete vedere tutti i sindaci dei Montesecani siamo uniti e quindi lo dimostra anche nei periodi diciamo, di festa. Ognuno di noi si reca nell'altro paese a dare testimonianza diciamo, di quello che fa il paese. Quindi per noi è molto importante perché avere un'unità di intenti anche di vedute con gli altri sindaci è molto importante per il nostro territorio. Gli archi d'estate sono iniziati già da 4 giorni che sono in piazza e quindi io invito tutti a venire a San Biagio Platani a vedere l'edizione degli archi di Pasqua però in versione estiva. Cosa Buonasera. ne pensa, vice sindaco di Cianciana, Liborio Curabba, cosa ne pensa di questa iniziativa ritenuta essere presente? È un'iniziativa molto importante perché la Sagra della Pesca di Bivona IGP è un momento, è la 38esima, ma di livello per il territorio, perché la pesca di Bivona si dice che è la più buona, quindi era doveroso partecipare come territorio. Cianciana è presente a Bivona.